Il 13 maggio apparve Maria al re pastore di Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, splendente di luce veniva Maria, il volto suo bello un sole apparia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, dal cielo è discesa a chieder preghiera ai gran peccatori con fede sincera. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, un inno di lode si innalza Maria, che a Fatima un giorno raggiante apparia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo questa sera la memoria della Madonna di Fatima, delle apparizioni di Maria il Re Pastorello, del suo messaggio, che è il messaggio divino tramite la sua persona, di invito alla conversione verso suo Figlio Gesù. Chiediamo all'inizio di questa nostra Eucaristia il dono della conversione del cuore, per essere persone che camminano secondo la parola di Dio, consapevoli che non sempre questo è un qualcosa che scegliamo in un giorno e in tanti aspetti della nostra esistenza. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti ad Antiochia dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio.
Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Alleluia, alleluia, alleluia. Rimanete in me o in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate. Conosce Andrea Pastorelli di come due di loro siano mancati molto presto per la febbre, l'epidemia della spagnola, subito dopo la prima guerra mondiale, invece come la terza, Lucia, si è rimasta in vita fino al 2005, custode dei grandi segreti di Fatima. Abbiamo soprattutto in questo messaggio che è stato trasmesso in questi anni un grande appello, ed è confermato per chi ha la fortuna e il dono di poter partecipare a un pellegrinaggio a Fatima, il grande appello del dono della conversione. Maria, quando appare in ogni apparizione riconosciuta dalla Chiesa e sentita vera dal popolo di Dio, che alcune volte precede l'affermazione della Chiesa a livello ufficiale, abbiamo sempre da parte di Maria il dire non verso di me lo sguardo, ma verso mio figlio. E qui naturalmente la memoria di oggi di Fatima trova un grande collegamento con il Vangelo che abbiamo ascoltato, con l'immagine dei tralci che rimangono uniti alla vite, che è Cristo, di questo Cristo che ricorda a ognuno dei suoi discepoli: senza di me non potete far nulla. E mettendo insieme questo Vangelo e soprattutto la prima lettura, ci accorgiamo quanto ci sia il rischio all'interno della storia della Chiesa di perdersi in aspetti che magari sono dovuti alla cultura del tempo, a circostanze che mutano nel tempo, perdersi in cose e in elementi che distolgono dal centro della fede, che è questo rapporto personale con Cristo, con il quale ci si confronta, dalla parola del quale si viene potati, usando l'immagine del Vangelo, purificati, si viene cambiati, modificati. Grazie a questa parola si arriva alla vera conversione, che è il grande appello appunto di Fatima, il cambiamento di vita.
si capisce cos'è bene e cos'è male, quali sono i peccati, gli errori contro la vita, contro l'amore, riguardo all'amore verso noi stessi, gli altri e soprattutto verso il Signore. Questa potatura è una scelta che il cristiano fa ogni giorno, questo confrontarsi con il grande Maestro, con il Cristo, naturalmente convinti di una cosa: non è sforzo umano il dono, è anche sforzo umano quello della conversione, naturalmente è scelta, e soprattutto confidare nel dono di Dio che ci aiuta a cambiare. Ma quando chiedi questo dono hai anche scelto di fare la tua parte, e continuamente questa forza di Dio, questa saggezza che il Cristo ci dona, è un qualcosa che però in noi trova grande terreno, grande spazio. In questa memoria della Madonna di Fatima accostiamo anche una figura, Santa Maria Domenica Mazzarello, una grande santa del secolo XIX che con San Giovanni Bosco portò all'inizio di una grande spiritualità che ancora oggi è carisma dono per tanti giovani. Naturalmente anche qui il monito continuo. Il santo, la santa sono il dito che indica la luna, che naturalmente potremmo dire è questo Cristo. Sempre ogni carisma all'interno della Chiesa ha questo scopo, questo obiettivo. Dio ha dato questo dono di questo carisma per questo motivo. La Madonna, che è la grande santa per eccellenza, ci guidi in questo cammino alla scuola del sì, che è l'esempio grande di Maria, questa disponibilità totale a farsi plasmare ogni giorno da questo Dio, e in ascolto di questo suo Figlio noi possiamo crescere. Naturalmente i frutti di questa conversione poi noi li valutiamo all'esterno della Chiesa, all'esterno della celebrazione, convinti però di una cosa: nella celebrazione, nella preghiera personale, nell'accostamento ai sacramenti riceviamo poi la forza di vivere quello che abbiamo ascoltato fuori dalla Chiesa. Però fuori dalla Chiesa, nella vita quotidiana, abbiamo la verifica se il nostro tempo passato con Dio, fondamentale per la conversione, è stato un tempo sincero. Il Cristo, abbiamo ascoltato alla fine del Vangelo, chiede che noi siamo persone che sanno rendere conto della fede nelle opere. E nel passo successivo, sempre di questo brano, c'è il Cristo che dirà: io voglio che voi portiate frutto, e il frutto è l'amore reciproco tra cristiani. Chiediamo al Signore che la vita sia un tutt'uno con il credere, e questo è un dono che chiediamo a Dio per intercessione di Maria. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te, et macula originalis non est in te, tu gloria Ierusalem, tu letitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum, O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesu Christum. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riserva le mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine Maria, ed esaudisci la nostra preghiera. Ci aiuti e ci soccorra il Cristo, uomo Dio, che si offrì per noi
questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, ovviamente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santa Maria Domenica Mazzarello e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni a meno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi. Amen. Preghiamo. Signore, che ci hai accolti alla tua messa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato, per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere sempre a nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano la nostra società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Della Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi